Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live del Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po', prima di tutto vi voglio dire che questa sera alle 20:30 nel canale YouTube del Marietto Veneziano abbiamo la live splash gratuita con pendolino e sibille gratuite, quindi chi vuol fare una domanda gratuita può venire nel canale vostro Marietto Veneziano e fare delle domande e io risponderò o con le sibille o col pendolino o con tutte e due. Eventualmente, se non riuscite per questa sera alle 20:30, c'è venerdì alle 21:30 nel canale di Hildegarda, nel suo tubo. Se non siete già iscritti basta che andate in YouTube e cercate Hildegarda e vi iscrivete, potete fare le domande. Lo stesso per il vostro Marietto Veneziano. E poi sabato, se non riuscite per questa sera perché avete altri impegni o per venerdì, avete sempre alle 16 nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano la possibilità di venire a fare delle domande gratuite. Bene, oggi di cosa parleremo? Allora, ci sono alcuni che appunto mi contattano, o clienti o gente mi contatta e mi chiede un po' com'è la situazione a livello globale, mondiale. Allora, la prima cosa che voi dovete capire è che al di là di tutte le new ageate che girano su internet a livello globale, al di là di quelli che pensano che la terra sia piatta o che, come si suol dire, tutto è in mano agli inglesi, bisogna precisare due o tre cosine. Allora, la prima cosa che uno vede, lo Stato italiano e quello tedesco e giapponese hanno perso la seconda guerra mondiale, cioè hanno perso proprio tutto e nel raggio di 40 anni sono diventate la seconda, la terza e la quinta potenza economica mondiale. La prima era gli Stati Uniti e la quarta era l'Inghilterra. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Uno a un certo punto si sveglia la mattina e dice: ma se questi hanno perso la seconda guerra mondiale, in Italia abbiamo avuto i partigiani che ci hanno salvato, come mai, come è possibile che tre nazioni che hanno perso sono diventate tra le quinte potenze a livello mondiale? Molto semplice, cari amici, perché fondamentalmente negli Stati Uniti l'America profonda è tedesca. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che praticamente quando la seconda guerra mondiale è stata persa, non c'è, tra virgolette, il Führer ha perso, ma alla fine la prima nazione, cioè gli Stati Uniti a livello economico, la seconda la Germania, la terza il Giappone, la quarta l'Inghilterra è stata quella che ha perso di più di tutti, perché ha perso l'impero, ha cercato di trasformarsi in un Commonwealth. Quindi negli Stati Uniti la vera America profonda è guidata dai tedeschi, infatti Trump è il rappresentante di questa corrente. Per il futuro, com'è la storia? Il futuro è molto semplice. Gli Stati Uniti riescono a governare questo mondo non è né capitalistico né democratico, per il semplice fatto che tutte le merci, il 95% delle merci viaggia attualmente sulle navi e quindi gli Stati Uniti detengono tutti i passaggi tramite i portaerei, no? Marittimi, e quindi praticamente il turbocapitalismo, il capitalismo, quello che voi volete, è una bella favola, tipo gli arcangeli Gabriele, Michelangelo e tutte quante, perché fondamentalmente gli Stati Uniti basta che blocchino un determinato Stato che porta merci a destra e a sinistra per il mondo e chiaramente lo manda in crisi. Lo fa decapitare. Quindi finché tengono i poteri degli Stati Uniti, infatti non esistono più i pirati, e quando esistono è solamente perché gli Stati Uniti non vogliono in un certo senso fermarli, no? Quindi cosa vedremo in futuro? Vedremo che la Cina cercherà sempre di più di spostarsi sulla terra e sul mare. Infatti sta costruendo delle portiere che non hanno niente a che fare con le portiere americane. Gli americani purtroppo però hanno avuto qualche piccolo problema con gli F-35, no? E quindi c'è un braccio di ferro che però per 50 anni ancora gli Stati Uniti riusciranno a tenere in mano. Purtroppo, come vi ho già spiegato in altre pillole, noi avremo un piccolo problemino di tenuta ai confini con la Russia, perché sicuramente è stata fermata da questo piccolo problema di Chernobyl, che ha in un certo senso rallentato l'invasione, ma scusate, non i russi nel senso come popolo, ma questo gruppo di esseri armati. Chi conosce il Marietto e lo segue da diversi anni sa che in un libro famosissimo scritto da Thusis
esiste questo gruppo misterico, magico, che è un'unione fra i maghi neri degli Urali e praticamente i sarmadi o i samaritani che sono scappati dopo la guerra con i giudei. Praticamente si sono nascosti in questa zona siberiana e da lì, no, dal 600 d.C., hanno incominciato tranquillamente a governare il mondo. Uno degli esponenti un pochettino più in dei sarmadi è stato Gengis Khan. Gengis Khan praticamente, anche se la storia racconta che era un mongolo, era un siberiano e infatti occhi azzurri, capelli rossi, è stato quello che praticamente nella storia dell'umanità, in rapporto alla gente che c'era, questi signori qui, hanno fatto una strage immensa. Infatti, tanto per dire, quello che praticamente negli anni 1000, nell'anno 1000 ha dato al mondo il signoraggio bancario è stato Gengis Khan. Poi chiaro, le storie di cortile, del New Age dicono destra e sinistra, ma non c'entrano niente gli ebrei. Quello che veramente ha portato più signoraggio, cioè Gengis Khan ci metteva poco, che non accettava il signoraggio, arrangiava 0 città di 20-30 mila abitanti, che per quei tempi erano città immense, no? Quindi il futuro prossimo com'è? Avete visto, come vi ho già spiegato in altre pillole, che a Beirut hanno dato un colpetto di tosse per far capire che sta linea della seta sarà difficile che la fanno. L'Italia è sempre stato un paese di navigatori, sarà strano dirlo, ma gli italiani sono sempre stati un popolo eccezionale dal mio punto di vista, perché ha sempre vissuto sul mare, cioè praticamente le ricchezze da Genova, Venezia, Salerno. Noi chiaramente ci hanno fatto un pochettino lavaggio del cervello, ma chi sa la storia della medicina sa che la medicina di Salerno fino al 1800 era la medicina più importante che esisteva in quel mondo conosciuto. Quindi tutti gli imperatori e i re che stavano male andavano giù a Salerno, perché c'era la scuola di medicina più importante del mondo, c'era anche i porti di Napoli. Insomma, noi siamo sempre stati dei grandi navigatori. Adesso ci hanno fatto un po' la lobotomia al cervello e pensiamo che esiste solo le autostrade, ma nella realtà Venezia è cresciuta proprio sul fatto di essere, e l'aristocrazia nera di Venezia è cresciuta proprio sul fatto che aveva e vendeva delle flotte da guerra marittime. Quindi noi, dal mio punto di vista, se attiviamo tutti i circuiti radionici che il Marietto ha sempre messo gratuito, se ci muoviamo sempre nella direzione propositiva di studiare la Cabala, di seguire anche quello che dice il legale Marietto Veneziano. Vi ricordo che Marietto ha messo più di 1000 pillole gratuite che si possono sempre guardare o anche scaricare nel sito capitano.it i vari circuiti e ebook senza venire a mendicare, chiedermi come funziona questo o quest'altro. Se volete una consulenza gratuita non c'è. Se volete invece una consulenza a pagamento sono 20 euro, si paga solo per PayPal. Poi vi ho già spiegato, la prima cosa da fare anche quando si va nelle Sibylle, sempre cerchio di fuoco, ovetto colorato. Se non sapete come si fa, perché magari questo video lo vedono almeno 150 persone entro questa sera e sicuramente una cinquantina magari sono nuovi, andate nel canale del Marietto Veneziano a cercare la pillola che spiega come si fa, è semplicissimo. Quindi, detto questo, cari amici, finché tiene le portiere degli Stati Uniti, e vi ricordo che gli inglesi, negli Stati Uniti non è la lingua inglese è sicuramente quella interessante che sembra che guidi, ma nella realtà dietro le quinte sono i tedeschi. Infatti ci sono nazioni negli Stati Uniti che praticamente si parla quasi, la lingua ufficiale è l'inglese, ma nella realtà è il tedesco che fa da timone. Quindi finché tiene la nostra bella Germania, e vi ricordo che il Duce era uno tra le persone più intelligenti che avevamo in Italia nel 1930 e il Führer è stato qualcosa di eccezionale. Vi ricordo anche che Heinrich Himmler, no? Al di là che quando la guerra è stata tra virgolette persa, però capite, abbiamo perso ma siamo diventati la quinta potenza economica mondiale nel 90, abbiamo perso ma la Germania era la seconda o terza potenza economica mondiale
e lo stesso Giappone, capite che perdere così avrebbero voluto perdere tutti, perché ha vinto è andato nei campi di concentramento dopo aver vinto. Quindi capite che è stata una mela avvelenata la vittoria per alcuni. Noi, grazie a Dio, stiamo nella parte occidentale. Gli americani hanno voluto, e dobbiamo tantissimo agli Stati Uniti, hanno voluto solamente tenere il settore militare, e agli altri stati, Italia, Giappone, Germania, ma anche Francia, no? Ha dato la possibilità, e Inghilterra chiaramente ha dato la possibilità di evolversi a livello economico. Il militare se lo sono tenuti loro, e quindi dobbiamo un grande grazie agli americani che sono andati in giro per il mondo a fare i poliziotti, a portare questo tipo di democrazia che molti complottisti sputano in faccia, però ricordiamoci che se non ci fossero i poteri nei vari canali, nei vari stretti a livello mondiale, noi saremmo ancora nel Medioevo, perché abbiamo perso la seconda guerra mondiale. Vi ricordo solo questo, questi complottisti. Vi ricordo che forse una spina nel fianco sono un po' questi inglesi, ma nella seconda guerra mondiale loro sono stati grandi perdenti perché hanno perso l'impero e si sono trasformati in Commonwealth. Però gli Stati Uniti li hanno ridimensionati, ce l'ha la Statua della Libertà che sta a ricordare la Gran Bretagna che sono stati un pochettino ridimensionati. Bene, cari amici, il vostro Marietto, solo questa piccola pillola per tranquillizzare quelli che lo seguono, per dire ancora: scaricate gratuitamente nel sito capitano.altervista.org i vari ebook gratuiti, ce ne sono una ventina, sono stati scaricati più o meno 150.000, ma più, dal mio punto di vista anche 200.000, per il semplice fatto che poi copia e incolla a destra e a sinistra se li sono dati chi non poteva scaricarlo, altre persone, quindi 2 milioni di circuiti tranquillamente sono nelle case degli italiani. Bene, cari amici, detto questo vi ricordo l'appuntamento per questa sera 20:30 nel canale del Marietto Veneziano YouTube. Chi ricordo educazione, perché a me i pagliacci che vengono lì a fare quelli che pensano di andare nei siti del vogliamoci tutti bene e magari vengono senza, insomma nel canale Marietto si viene educati, si mette il nome e la data di nascita e la cosa è gratis. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia, alla prossima, ciao.